Senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC. Il partito si presenta quindi a Venezia con un nuovo coordinatore che è un po' un ritorno a casa con Paolo Bonafè, ma gli stessi valori, no? La persona al centro. Ma sicuramente sì, partiamo con gli stessi valori. Oggi l'UDC si presenta anche per la città di Venezia, oltre chiaramente adesso la corsa fatta per le regionali con l'elezione chiaramente consigliere regionale, capogruppo, la presenza all'interno della regione Veneto. Questo è stato il là per ripartire anche per Venezia, Venezia città in particolare, dove si andrà a votare chiaramente a maggio di quest'anno, e quindi oggi riorganizzare la città per poter essere presenti, la città poi più bella del mondo, più importante dal punto di vista artistico, culturale, e tutti noi chiaramente che la conosciamo sappiamo che è così. Ecco, diventa fondamentale e importante la nostra presenza per portare avanti quelli che sono i nostri valori, i nostri principi e i nostri programmi, che oggi sono fondamentali per dare quelle risposte che oggi i cittadini di Venezia e i veneziani ci chiedono. Come si troverà la quadra per un candidato unitario del centrodestra? Si parla di Simone Venturini, assessore, che potrebbe essere anche una soluzione per voi. Ma sicuramente Simone Venturini per noi è uno dei candidati che può chiaramente essere candidato sindaco di Venezia e quindi governare Venezia, ma ad oggi ancora non si è fatto nessuna valutazione, e quindi i candidati oggi può essere Venturini, possono essere Zaia, possono essere Speranzon, cioè quindi ci sono dei candidati tutti con chiaramente importanti, tutti che possono governare la città di Venezia, e nei prossime settimane ci sarà il confronto con tutte le forze del centro-destra chiaramente per poter raggiungere il miglior risultato e poter continuare a governare la città di Venezia. E chiederei infine un pensiero per Alberto Trentini, rientrato in Italia, liberato, un grande lavoro fatto anche dal governo italiano, dal ministro Tajani e un po' da tutta la comunità. Ma sicuramente sì, intanto va fatto un grande saluto, un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia, ma come sempre il governo italiano, da Tajani al presidente Meloni, hanno lavorato bene, tante volte in silenzio, per portare a casa i nostri connazionali, e credo che questo sia un altro grande risultato che questo governo con la libertà appunto di Trentini ha portato a casa.